A 32 anni di distanza dall'omicidio dell'agente di polizia Nino Agostino e della moglie Ida Castelluccio, arriva finalmente una sentenza sulla strada per far luce su uno dei misteri della storia recente di Palermo e della Sicilia. È solo un primo passo, altri tronconi processuali sono in corso per chiarire chi e perché trucidò il poliziotto e sua moglie incinta. Siamo e sono al fianco del genitore Vincenzo Agostino, che solo quando tutto sarà finito e chiarito taglierà la sua lunga barba. Aspetteremo con pazienza e tenacia questo momento al suo fianco. A dichiararlo il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, commentando il pronunciamento del capo del GIP di Palermo Alfredo Montalto, che oggi ha condannato all'ergastolo per il duplice omicidio il boss Nino Madonia. Sentiamo in merito il genitore Vincenzo Agostino. Grazie a tutti e grazie alla magistratura onesta, principalmente alla magistratura onesta, questa vittoria è di loro, ma principalmente mio figlio, che non si è mai fatto corrompere da nessuno e ne vado fiero. Oggi questa sentenza per me è una grande gioia. Ma poi i cittadini italiani, vi do questa notizia che praticamente dobbiamo essere tutti uniti per poter vincere bene. E non so come ringraziarvi, non so che cosa dire. Soltanto una vittoria. Mi dispiace che non c'è mia moglie, che praticamente Nino me la prende e la porta dalla nonna. Nino per favore, la porta dalla nonna. Quanto è importante per raggiungere una verità sui mandanti? Sui mandanti questa è una chiave che praticamente si va sgritolando piano piano e quindi ci vuole un po' di tempo. Io mi auguro che questi anche i mandanti possano essere condannati, però gli esecutori sono stati condannati. Speriamo che questi esecutori dicano la verità, che sono stati mandanti, in modo tale che anche loro si tolgono questo peso. Non come si chiama questa cosa. Vincenzo, questa sentenza è un inizio di verità. È un inizio di verità per l'Italia, perché le stragi di Palermo e le stragi d'Italia hanno iniziato di casa mia. Qui, subito dopo la strage di mio figlio, c'è stata quella di Falcone, che per come parlo nelle carte mio figlio praticamente collaborava con Falcone. E quindi questo è anche come se, perché sennò Falcone non sarebbe venuto alla Camera Ardente a dire io devo la vita a queste due ragazze. Senti, la tua speranza è che dopo questa sentenza qualcuno che ancora sa, dopo 32 anni, si decida a rivelare quello che ancora non viene detto? Io me lo auguro, perché ci sono 3 ancora in vita che possono parlare. Queste 6 persone hanno un potere in Italia abbastanza, che comandano. Mi auguro che questi 3 escono fuori e dicono la verità. Chi sono questi 3, Vincenzo? Io adesso non ti posso fare i nomi, ma ci sono 3 che comandano ancora in Italia. Ricoprono ruoli istituzionali? Ricoprono ruoli istituzionali? Ricoprono ruoli istituzionali importantissimi. Quindi che loro possono sapere quello che aveva lasciato scritto mio figlio, chi ha letto queste carte di mio figlio. Questo è. La chiave è dentro quella lettera che vedete nell'armadio? Evidentemente la chiave probabilmente sugli appunti di mio figlio che hanno fatto scomparire. Grazie. Grazie Vincenzo. Grazie a voi ragazzi, grazie. Grazie. C'è la foto del nonno. Tranquilli ragazzi, abbiamo vinto tutto, no? Hanno vinto queste ragazze, la vittoria è di queste ragazze, che è il presente, che non sono il futuro, ricordatevelo. È ancora presto per tagliare la barba? Sì, ancora la barba io me la taglierò come appena che ora condannano anche a Scott, perché l'hanno rinviata al giudice, quindi praticamente a Scott lo dovremmo anche condannare.